Il conflitto col poligono militare, la tutela del paesaggio, la proposta di riserva naturale Punta Bianca ad Agrigento. L'intervista all'assessore a territorio e ambiente Sgarlata, Dario Piparo. L'area Drasi va liberata, basta alle esercitazioni militari su Punta Bianca, eccetera, eccetera. Insomma, già da tempo le intenzioni sembrano unilaterali. L'agrigentina Mariella Lobello, assessore regionale al territorio e ambiente della prima giunta Crocetta, incontrò il generale Dalzini dopo le pressioni di Claudio Lombardo, presidente di Mare Amico. Venne coinvolto anche Gioacchino Alfano, sottosegretario alla difesa. Parliamo del luglio 2013, quando gli esiti furono semi-entusiastici. La disponibilità c'era da ambo le parti, assessorato ed esercito, di reperire una locazione alternativa per le esercitazioni militari. Passa un anno e arriviamo a luglio 2014. Come oggettivamente considerabile, la situazione non si è smossa di un millimetro. L'assessore al ramo è adesso Maria Rita Sgarlata, siracusana classe 62, che appena un mese fa promosse Punta Bianca come oggetto di esame del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. Questo rappresenta lo step fondamentale, di fatto, per l'istituzione di una riserva naturale nell'area Punta Bianca Drasi, tematica tanto cara alle associazioni ambientaliste agrigentine. E proprio il mese scorso i massimi rappresentanti di Mare Amico, Mare Vivo e Legambiente sono stati ricevuti a Palermo per interloquire con la stessa Sgarlata. Sgarlata è intervenuta ad Agrigento e che a distanza di un anno dalle parole di Mariella Lobello riporta di fatto le stesse considerazioni. Io ho incontrato il generale del poligono di Drasi qualche settimana fa e abbiamo cercato intanto di trovare un momento di intesa riguardo alla prosecuzione delle esercitazioni a Punta Bianca, cioè capire se c'è la possibilità vera, reale, di offrire un'alternativa alle esercitazioni lì, e devo dire che c'è stato anche un atteggiamento di apertura e di disponibilità. Certo è che non possiamo continuare a sottoporre un'area naturalisticamente così importante, così attrattiva come Punta Bianca alle esercitazioni militari. Cioè, è vero pure che noi ci occuperemo soprattutto nella prossima programmazione europea di dissesto idrogeologico. Allora questo dissesto, il dissesto delle nostre coste, il dissesto delle nostre falesie viene messo, credo, in discussione seria proprio da queste esercitazioni. Allora andare a cercare il rimedio di qualcosa che poi provochiamo anche noi, io credo che sia un po' paradossale. E l'ultima frase della Sgarlata è esemplificativa, sottolinea praticamente la connessione tra le esercitazioni e il dissesto idrogeologico, fattore palese che al contempo dovrebbe mettere pressione in merito alle tempistiche stesse. La sensazione è che oltre al parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, la Regione e i vertici dell'esercito dovranno dare un'accelerata sensibile che non sia una semplice manifestazione di intenti già espressa e bene ribadire 12 mesi fa.